turning back. Non mi vergogno più di te, non darò ascolto ai pensieri miei, alla presenza tua starò, no turning back. Oh 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 oh, io non mi tiro indietro. Oh 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 oh, io non mi guardo indietro. Oh 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 oh, solo te io seguirò, no turning back. La tua chiamata sento già, rispondo adesso, non aspetterò, non ho futuro senza te, non turning back. Oh, 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 io non mi tiro indietro. Oh, 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 io non mi guardo indietro. Oh, 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 solo te io seguirò, no turning back. Oh, 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 io non mi tiro indietro. Oh, 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 io non mi guardo indietro. Oh, 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 solo te io seguirò, no turning back. Vedo la tua luce, seguo la tua voce, indietro no, non tornerò. Vedo la tua luce, seguo la tua voce, indietro no, non tornerò. Vedo la tua luce, seguo la tua voce, indietro no, non tornerò. Vedo la tua luce, seguo la tua voce, indietro no. Oh 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 oh, io non mi tiro indietro. Oh 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 oh, io non mi guardo indietro. Oh 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 oh, solo te io seguirò, no turning back. Oh 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 oh, io non mi tiro indietro. Oh 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 oh, io non mi guardo indietro. Oh 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 oh, solo te io seguirò, no turning back, no turning back, no turning back. Grazie Signore, ti ringraziamo Signore per questo giorno, Signore. Grazie perché le tue compassioni si rinnovano ogni giorno, Signore. Ti siamo grati per tutto quello che ci fai vedere, per i tuoi miracoli, Signore, per come sappiamo che la nostra vita può essere trasformata nelle tue mani. Fa che veramente possiamo affidartela, fa che possiamo avere quella fede, Signore, per ogni montagna. Signore, benedici il tempo che passeremo insieme, Signore, per lodarti, per benedirti, per ringraziarti per tutte le cose che fai per noi, Signore. Veramente oggi è il giorno che dedichiamo a te e ancora oggi è il giorno della salvezza per chi ti sta cercando. Grazie, grazie Signore. Alleluia, Signore. Alleluia, Signore. Canta una canzone di lode e celebrazione, lo sposo verrà.
riposo sarà e noi il suo volto vedremo in un miglior posto vivere con tutta la forza balla e batti le tue mani è tempo ormai lo sposo verrà e noi al suo fianco staremo la sposa perfetta saremo balleremo su strade dorate la chiesa il figlio dell'uomo oh sì da ogni lingua tribù e nazione insieme canteremo all'agnello balleremo su strade dorate la chiesa il figlio dell'uomo oh sì da ogni lingua tribù e nazione insieme canteremo all'agnello insieme canteremo all'agnello insieme canteremo all'agnello. Sono qui sulle ginocchia qui aspetterò stringimi tra le tue braccia qui io cerco te io cerco te io mi arrendo riempimi
ciò che vuoi, fai ciò che vuoi in me, come un fuoco che brucia dentro me, fai ciò che vuoi, fai ciò che vuoi in me. Come un vento che soffia dentro me, fai ciò che vuoi, fai ciò che vuoi in me, come un fuoco che brucia dentro me, fai ciò che vuoi, fai ciò che vuoi in me, fai ciò che vuoi, fai ciò che vuoi in me. Io mi arrendo, io mi arrendo, voglio conoscerti, voglio conoscerti, io mi arrendo, io mi arrendo, voglio conoscerti, voglio conoscerti, io mi arrendo. Alleluia. Gesù. Del Signore. Grazie per la croce, oh Dio, grazie per il prezzo che hai pagato al posto mio, che grande amore, grazie mi donò, inchiodarono le sue
il figlio di Dio, colui che crocifisso fu. Degno è l'agnello, 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 siede sul suo trono, di gloria una corona ha, regna in vittoria, innanzi a Gesù, il figlio di Dio, colui che crocifisso fu. Degno è l'agnello, degno è l'agnello, degno è l'agnello, degno è l'agnello. Alleluia. Degno è l'agnello di Dio. Amen. Io voglio ringraziare il Signore per ognuno di voi, per il vostro impegno. So che non è facile, vi siete impegnati per tante sere, le domeniche siete rimasti qua dopo il culto, ma tutto è andato per la gloria di Dio, ogni cosa è andata per la gloria di Dio. È stato tutto veramente guidato dal Signore ed è proprio questo quello che questa mattina io voglio condividere con voi in modo particolare. Sì, si parlava proprio, Antonella, prima hai detto, per le persone che lavorano lì intorno, si chiamano secondini se non mi sbaglio, quelle persone che sono lì. Ce n'erano diverse perché in realtà sono quelli che poi erano un po' la nostra guardia in qualche modo, diciamo così, no? Il nostro problema è che c'era un solo bagno, eravamo 40 persone che siamo andati lì ieri, no? Solo bagno, tutti donne, tutti quanti dentro a quel bagno, sembrava un po' preoccupato, ma ce l'abbiamo fatto, lui ha resistito. Ma la cosa è che quando, se vi ricordate, nel messaggio che ho portato, ho parlato dei quartieri spagnoli a Napoli, dove io, essendo napoletano, sono cresciuto, io ho parlato di quella bisca clandestina, dove poi è diventata una chiesa. E uno dei secondini mi ha chiamato e ha detto: pastore, io sono dei quartieri spagnoli, mi ha detto. E ha detto: io mi ricordo bene quella cosa lì. Noi dobbiamo raccontare le meraviglie che Dio fa. Amen. E sottolineo le meraviglie che Dio fa. Non siamo noi, ma Dio fa. A noi non deve andare nessuna gloria, non a noi, o Eterno, non a noi, ma al tuo nome sia la gloria, per la tua benignità e per la tua fedeltà. Stamattina condividerò proprio questo con voi. Vi devo far vedere un piccolo filmato da Sephora Motta, perché ci ha mandato un filmato e quindi questa mattina ve lo devo far vedere. Se spegnete queste luci qua, così lo vedete meglio, io me ne scendo, così vi godete lo spettacolo. Gesù. Nostra missione, alla missione HPS Charity. Dovete sapere che abbiamo costruito insieme qualche mese fa nel villaggio Lengasi il quinto pozzo d'acqua che sta dando dignità e speranza a più di 2000 persone, pensate. L'acqua infatti è dignità, è un diritto che dovrebbero avere tutti, ma spesso negato in diverse parti del mondo. Sappiamo insieme che portare il Vangelo significa portare una buona notizia, ma si porta una buona notizia
essendo una buona notizia anche per gli altri. Non si può parlare di Cristo a pance vuote, lasciando le persone così come sono. Bisogna essere Vangelo prima di parlare di Vangelo. Bisogna essere acqua per dare acqua. Bisogna vivere nella propria carne il dolore degli altri per poterlo lenire e sopperire come faceva Gesù. Siamo suoi discepoli, quindi seguiamo le sue orme e i suoi valori. E i suoi valori spesso sono sempre indirizzati a coloro che non ce la fanno, a coloro che non si sentono perfetti, a coloro che sanno di non essere abbastanza e che sono nel bisogno. Io vi ringrazio perché la vostra Chiesa è quella parte di corpo che ci manda ad essere operativi nel campo di missione. Vi prego di sentire le nostre attività, le nostre missioni come se fossero le vostre. Siamo insieme, non è la mia missione questa, ma è la nostra missione, è la missione di tutti coloro che partecipano, anche indirettamente, anche semplicemente donando finanziariamente oppure pregando. Io non vedo l'ora di venirvi a trovare, di riuscire ad abbracciarvi uno ad uno e conoscere questi volti da vicino. Per me sarebbe una gioia, ecco, potervi conoscere più da vicino, ma purtroppo non sto riuscendo ad avere la possibilità di farlo. Dovete sapere che questo per me è un periodo particolare a livello lavorativo, finanziario e anche personale, e quindi sono certa che arriverà il momento in cui gioiremo della presenza gli uni gli altri. Non vedo l'ora, sarete sicuramente i primi a ricevermi. Quindi vi chiedo semplicemente, in attesa di quel momento, di pregare per me, di pregare per la nostra missione e di sentire nella vostra pelle ciò che accade anche dall'altra parte del mondo. Grazie di cuore. Vi benedico con ogni cosa che ho e che non ho. Dio vi benedica. Alleluia, gloria a Dio. Ecco, siamo parte della missione di Sephora, sappiamo, ha scavato il quinto pozzo, la scuola che non c'è, che ha costruito, ci sono più di 500 bambini adesso che vanno a scuola, hanno insegnamento ed è veramente una cara sorella. Lei purtroppo adesso non sta molto bene, si vede, no? L'avete notato, no? Perché pensate che lei quando va lì si deve fare 11 vaccini, no 1, 2, 3, 11 vaccini. Quindi quando torna si sente, ci sono anche a volte delle situazioni particolari. Comunque lei non vede l'ora di venire, abbracciarci, e vi posso dire, io ho sentito tante persone predicare nei miei 64 anni di vita, ho sentito molti predicatori, ma sentirla predicare la parola di Dio, guardate che è potente, perché è la sua vita che predica. È la sua vita che predica. E quando prende la parola di Dio la fa diventare acqua. È potente, ma veramente qualcosa di meraviglioso. Io a volte resto sbalordito e gli dico: ma come fa ad avere queste rivelazioni? Lei è stata in fin di vita diverse volte, si è trovata tra la vita e la morte, lì. E avevano annunciato la sua morte diverse volte, che non poteva più tornare in Italia. E invece il Signore l'ha guarita, l'ha liberata. Ha una potente testimonianza. Sephora veramente è una ragazza di Dio, soprattutto molto umile, molto umile. E noi da questo dobbiamo imparare l'umiltà, perché l'umiltà precede la gloria di Dio. Amen. Gloria a Dio. Voglio ringraziare la Chiesa per il sostegno che date, per il finanziamento. Grazie a Dio per come siamo. Noi sosteniamo 4, in modo particolare, Porte Aperte, la Chiesa Perseguitata, il fratello Mango, lì in Kosovo, anche lì nel Kosovo sosteniamo, e poi Sephora, e poi ancora qualcun altro che sosteniamo ad ognuno di loro. Comunque ringraziamo il Signore. A Gennaro Chiocca, sì, grazie, fratello Chiocca. Sì, sono missioni dove veramente ci sentiamo di appoggiare. E guardate che non si parla di 500, 600, stiamo parlando migliaia di euro abbiamo mandato
migliaia di euro, vero fratello Carlo? Migliaia di euro. Per scavare un pozzo lì ci vogliono 9.000 euro, 9.000 euro, e noi abbiamo supportato, li abbiamo aiutati per poter scavare un pozzo. Non possiamo andare lì, ma c'è chi lo fa e dopo ci manda i filmati. Avete visto quando il bicchiere che loro bevevano, che acqua bevevano loro, e quando hanno avuto l'acqua i bambini sotto a questo pozzo, che era una gioia vederli saltare, gioire. Che bello poter essere partecipe della gloria di Dio. Amen. Gloria a Dio. Bene. Vogliamo rivolgerci alla parola di Dio? Chi è che ha gridato amen? Là in fondo, una voce oltretomba. Allora, vogliamo rivolgerci alla parola di Dio? Amen. Sapete che la Chiesa, se manca la parola di Dio, non è Chiesa. Perché è questa che parla ai cuori. È questa che cambia. È questa che trasforma le vite. È questa. Quando sono andato ieri alle carceri, non mi sono portato la Bibbia. E perché? Perché sapevo che entravano i Nuovi Testamenti dei Gedeoni, ma io pensavo che entrassero quelli di misura più grande, quelli che abbiamo di misura più grande. Invece i fratelli Gedeoni hanno portato i pocket. Quindi io l'ho aperto, neanche con gli occhiali riuscivo a guardare, a leggere, ho detto: e come faccio adesso? Ma abbiamo lo Spirito Santo, vero? Che ci aiuta. Quindi ho predicato su Zaccheo e mi sono ricordato parte della scrittura, ma l'importante è che è andato in porto quello che Dio ha voluto parlare ai cuori. Andiamo alla Genesi, il primo libro della parola di Dio, capitolo 26. Leggeremo dal versetto 18 al versetto 33. Ho già predicato pochi mesi fa su questo argomento, ma lo Spirito Santo lo ha portato di nuovo al mio cuore, in modo particolare. E volevo chiedervi questa mattina: quanti sono venuti qui perché hanno bisogno di una parola che viene dal trono di Dio? Lo ripeto. Quanti sono venuti qui perché hanno bisogno di una parola che viene dal trono di Dio? Gloria a Dio. Quelli che non hanno alzato la mano potete anche uscire gentilmente, grazie. No, siamo tutti, non dico in modo particolare questa mattina, ma noi sempre abbiamo bisogno del consiglio della parola di Dio. Siete d'accordo o no? Senza il pane per noi è una lampada sul nostro cammino, è una luce sul nostro sentiero. Amen. E allora così dice la parola di Dio dal versetto 18 del capitolo 26: e Isacco scavò di nuovo i pozzi di acqua che erano stati scavati al tempo di Abramo suo padre e che i Filistei avevano turato dopo la morte di Abramo, e pose loro gli stessi nomi che aveva loro posto suo padre. Poi i servi di Isacco scavarono nella valle e vi trovarono un pozzo di acqua, ma i pastori di Gerar altercarono coi pastori di Isacco, dicendo: l'acqua è nostra. Ed egli chiamò il pozzo Esec, perché quelli avevano conteso con lui. Esec vuol dire contendere. Ricordatevelo, perché per il messaggio questa mattina vuol dire contendere. I servi scavarono quindi un altro pozzo, ma quelli altercarono anche questo, e Isacco lo chiamò Shinat. Anche questo ha un suo significato. Che cosa significa? Chi lo sa cosa significa? Chi me lo sa dire? Inimicizia. Inimicizia. Contendere è inimicizia. Ok? Quindi ricordati questi due nomi. Se hai la penna, scrivitelo. Io dico sempre: venite, portate la Bibbia. Non vi accontentate di quello che leggete qua dietro, portate la Bibbia con voi, portate un appunto, prendete appunti. Quando andate a casa lasciate che lo Spirito Santo continui a parlare al vostro cuore, vedete se quello che il predicatore ha predicato, il pastore, chiunque sia biblico o non sia biblico. È importante, non cadete dalla bocca del predicatore, cadete dalla bocca di Dio. Amen. Io posso far dire alla Bibbia quello che voglio, siete d'accordo? Dobbiamo fare attenzione a mangiarci tutto.
Noi siamo vittime di alcune cose che ci hanno insegnato e quelle hanno creato delle barriere nella nostra vita. Sapete? Alcuni insegnamenti dottrinali che abbiamo ricevuto da chi ci ha insegnato qualcosa, che magari l'ha fatto anche in buona fede, ha creato una barriera, dei legami che solo lo Spirito Santo poi può portarli via. Perché quando qualcuno predica da dietro a un pulpito è in autorità e qualcuno quell'autorità la prende proprio così forte che dice viene da parte di Dio, ma tutto quello che viene predicato viene da parte di Dio? Badate come ascoltate, badate bene, lasciate che lo Spirito Santo parli al vostro cuore. Ci sono persone che si sono sentite sotto condanna perché gli hanno detto alcune cose. È peccato se tu fai questo, è peccato se tu porti questo, è peccato, è peccato. E quindi tu ti senti sotto il peso del peccato, ma Cristo è venuto per liberarci dal peccato, amen. E anche dai pesi. Gesù stesso dice, voi mettete i pesi addosso alle persone che non gli sono stati dati. Venite a me e portate i vostri pesi a me e io vi darò il mio peso. Dove ero rimasto? Che verso? Dove? Una alla volta. 21? Ok. I servi scavarono quindi un altro pozzo, ma quelli altercarono per mezzo e Isacco lo chiamò Sita. Allora egli se ne andò di là e scavò un altro pozzo per il quale quelli non altercarono. Ed egli lo chiamò Rehoboth, che vuol dire luoghi ampi. Perché egli disse, ora l'Eterno ci ha messo a largo e noi prospereremo in questo paese. Poi di là Isacco salì a Beersheba e l'Eterno gli apparve quella stessa notte e gli disse, io sono il Dio di Abramo, tuo padre, non temere perché io sono con te, ti benedirò e moltiplicherò la tua discendenza per amore di Abramo mio servo. Allora egli costruì in quel luogo un altare e invocò il nome dell'Eterno e vi piantò la sua tenda. Di là i servi di Isacco scavarono un altro pozzo. Poi Abimelech da Gerar, che era il re dei Filistei, andò da lui con Hauzat, suo amico, e Picol, capo del suo esercito. E Isacco disse loro, perché siete venuti da me dal momento che mi odiate e mi avete allontanato da voi? Allora essi risposero, noi abbiamo chiaramente visto che l'Eterno è con te. Così abbiamo detto, si faccia ora un giuramento fra di noi e te, e facciamo un'alleanza con te. E ciò che tu non ci farai è che tu non ci farai alcun male, così come noi non ti abbiamo toccato e non ti abbiamo fatto altro che del bene e che ti abbiamo lasciato andare in pace. Non era vero? Ma loro dicono così. Tu sei ora il benedetto dell'Eterno. Così Isacco imbandì per loro un convito ed essi mangiarono e bevvero. Ma la mattina dopo si alzarono presto e si scambiarono un giuramento. Poi Isacco li accompagnò e quelli se ne andarono da lì in pace. Ora avvenne che in quello stesso giorno i servi di Isacco gli vennero a dare la notizia del pozzo che avevano scavato dicendogli abbiamo trovato acqua. Abbiamo trovato acqua. Ed egli lo chiamò Shiba. Per questo la città porta il nome di Beersheba fino al giorno d'oggi. Gloria a Dio. Ci tengo a precisare una cosa, la prima cosa che noi dobbiamo notare in questo passo è il versetto 28. Tutto sta qui, tutto si concentra qui. Loro erano i suoi nemici, erano quelli che gli hanno otturato i pozzi, scavavano un pozzo e lo otturavano, scavavano un altro e lo otturavano, fino a quando hanno visto che praticamente lui era non voluto. Era una persona odiata da loro.
Ma sappiamo Isacco quello che ha passato. La Bibbia non ce ne parla più di quella situazione particolare, molto difficile. Isacco è stato portato al sacrificio. Isacco è stato portato da Abramo suo padre fino al monte Moria. E la scrittura ci dice, anzi se voi andate su Wikipedia, andate a scrivere su Google, quanti anni aveva Isacco quando è stato offerto in sacrificio? Wikipedia dice 37 anni. Quindi non era un bambino. Io non sono convinto che aveva 37 anni. Credo che era molto più giovane. Però aveva un'età adulta, cioè non era un ragazzino che magari non si può ricordare, ma anche i ragazzini si ricordano qualcosa, 4-5 anni si ricordano ancora quello che il papà e la mamma hanno fatto, no? Isacco sa bene che chi provvedeva alla sua vita era il Signore, perché il padre Abramo gli disse Dio provvederà. Quando gli disse papà abbiamo della legna, abbiamo il fuoco, ma dov'è il sacrificio? E Abramo gli disse Dio si provvederà del sacrificio. E Abramo ha vissuto quella vita sapendo che Dio si è provveduto il sacrificio e che Dio provvedeva. Quindi quando gli hanno otturato i pozzi, Abramo sapeva che il Signore avrebbe provveduto. Mi stai seguendo? Perché se ti stanno otturando i pozzi e tu sei pienamente convinto che Dio provvederà, tu hai vinto. Tu hai vinto. Possono odiarti, possono non volerti bene, ci può essere discordia, inimicizia, ci possono essere queste cose, ma tu devi essere e devi sapere che la tua vita è nelle mani del Signore e che sei al centro della volontà di Dio. Guardate, è importante perché Abimelech, Hasut, Picol non hanno paura di Isacco, non hanno paura di lui, ma quello che loro gli dicono al versetto 28, noi abbiamo visto chiaramente che Dio è con te, quindi non abbiamo paura di te, noi abbiamo paura di Dio. Mi state seguendo? Io ieri, quando siamo arrivati lì, avevo in macchina mia figlia Deborah, avevo Antonella Cuccia, avevo, Katia, perché Deborah sì, Katia, Antonella Cuccia e poi Giulia. Io mi sono svegliato alle 3 del mattino, non avevo più dormito. Una aveva mal di testa da scoppiare, si è preso 50 gocce, io 25, altra con l'altra, aveva quell'altra, io ero agitata, tutte queste. E ne avevo 3, se lo diceva a tutti, là chissà cosa veniva fuori. Erano tutti agitati, se dovevamo affrontare ieri con le nostre forze, con le nostre capacità, non immagino Silvia, perché Silvia poi, allora qualcuno gli chiama, non sto bene, ma non immagino, però lei sa benissimo, lo sa per esperienza, che noi siamo nelle mani di Dio. Amen. Potevamo cantare anche in 4, perché Dio avrebbe mandato i suoi angeli. La cosa importante è che loro vedono che Dio è con noi. Non a noi, o Eterno, non a noi, ma al tuo nome dà la gloria per la tua benignità e per la tua fedeltà. Che titolo ho dato al culto di questa mattina, alla predicazione di questa mattina? Dio c'è e si vede. Dio c'è su questa chiesa e si deve vedere. Potranno dire quello che vogliono, potranno parlare male, potranno dire ogni cosa. Quello che bisogna fare è far vedere la gloria di Dio nel nostro mezzo, perché a Lui va la gloria. Qui ci voleva un grande amen. Possono dire tante cose su di me, non ha importanza. Possono dire tante cose su di te, non ha importanza. Benediciamo.
Isacco ha imparato qualcosa da questo. Perché ha scavato un pozzo, ma fino a quando non li ha benedetti, ha pregato con loro e ha mangiato con loro, l'acqua non è uscita. L'acqua esce quando tu sei al centro della volontà di Dio e quando noi facciamo quello che Dio ci ha chiamato a fare. Allora l'acqua esce. E che acqua esce? L'acqua della vita. E quell'acqua scende, e quell'acqua invade, e quell'acqua bagna le persone. Ieri io vedevo quest'acqua che usciva dalla corale, da ognuno di noi. Da quando sono entrato in quel luogo ho iniziato a sentire i brividi della presenza di Dio. Vero Arianna? Che ti ho detto? Ho detto sento la presenza di Dio. Abbiamo preso autorità. E cosa ho detto ai detenuti? Questo non è un carcere questa mattina. Questa è chiesa. Stiamo lodando il Signore. E guardate che lì c'erano... Perché alcuni se l'hanno presi in arabo, i Nuovi Testamenti. Lì c'erano musulmani, c'erano di varie... Ma erano stati toccati dalla presenza di Dio. Perché quest'acqua esce. Ed esce se noi facciamo la volontà di Dio. Non esce perché siamo religiosi, perché siamo cristiani evangelici, perché conosciamo la verità, perché insegniamo la verità. Esce perché siamo al centro della volontà di Dio. E come Chiesa noi dobbiamo essere al centro della volontà. E Dio sta chiamando le chiese, le sue chiese, sta chiamando popoli, come pastore ve lo posso dire, sta scuotendo le chiese, alcuni stanno scappando via, altri rimangono dentro, alcuni pastori stanno crollando perché sono io, se manco io, sei polvere, sei niente. Lui è il pastore di questa chiesa. Lui è il pastore delle anime tue. Noi assumiamo un ruolo che Dio ci ha dato, ma il sommo pastore è Gesù Cristo, perché Lui ha dato la sua vita per te, non io ho dato la vita per te. E chi ti porterà in cielo? Sarà Lui. Chi mi verrà a prendere? Sarà Lui. Chi ha scritto il tuo nome nel libro della vita non è il pastore che l'ha messo nel libro della Chiesa. Quello non ti salva. Non vado davanti al Signore, questi sono gli scritti della Chiesa. Quando si apriranno i libri, tu sarai chiamato. Ecco perché questa mattina dicevo, quanti sono in chiesa e quanti invece sono in Cristo? Io appartengo a Cristo, cantavamo un cantico una volta. Cristo appartiene a me, non per un giorno, un mese intero, ma per l'eternità. Mio padre lo cantava sempre per la casa. Ora appartengo a Cristo, Cristo appartiene a me, non per un anno, un mese, un dì, ma per l'eternità. Alleluia! Sempre amerà Gesù il peccatore, dice questo cantico. Li sentivamo cantare in casa, adoravano il Signore, altro che urli, strilli e guardati il televisore. Adoravano, lodavano il Signore, magnificavano il nome del Signore. Dovunque mi girava c'era la parola di Dio. Quadri scritti in casa mia dappertutto. Io ringrazio il Signore per dove sono nato, cresciuto. Alleluia. Quando il Signore gradisce le vie dell'uomo, riconcilia con Lui anche i suoi nemici, dice Proverbi capitolo 16, versetto 7. Quando Dio gradisce la tua vita, Lui riconcilia con te i tuoi nemici. Non farti le tue vendette. Quante volte io volevo farmi la mia vendetta, quante volte io ho cercato in qualche modo anche di difendermi su alcune cose perché erano state dette delle bugie. Ma Dio mi ha chiamato a dire vieni qui, vieni da me, ti voglio vicino a me, vieni a pregare da me. E ho dovuto chiedere perdono al Signore. Il Signore dice non a voi la vendetta, ma a me. Non fatevi le vostre vendette, miei cari, ma cedete al posto all'ira di Dio, perché sta scritto a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Romani capitolo 12 versetto 19, Ebrei capitolo 10 versetto 30 dice: noi conosciamo infatti colui che ha detto a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione, ancora il Signore giudicherà.
il suo popolo. Quante volte abbiamo bisogno di ripeterci queste cose? Davide diceva: è meglio cadere nelle mani di Dio che cadere nelle mani dell'uomo. Ci sono delle situazioni, ci sono delle persone che mi hanno ferito, ma veramente ferito tanto, e stanno ancora ferendomi, ma li ho messe nelle mani di Dio. Ho detto: Signore, tu sai, tu conosci ogni cosa. Voglio dirvi una cosa, questo riguardo a noi, servi di Dio, pastori, che Dio avverte. La prima predicazione, quando arriva, ricordatevelo sempre, chiunque predica, perché ve ne accorgete se sta predicando a voi o predica prima a se stesso. Ricordatevelo sempre questo. Quando arriva una predicazione, prima arriva a me, alla mia vita. Quindi Dio sta parlando prima a me e poi lo dico alla Chiesa. Tito capitolo 1 versetto 7. Tito era un figlio di Davide. Timoteo e Tito erano un po' i figli di Davide. Di Paolo, scusate, ho detto di Davide, di Paolo, apostolo. Infatti bisogna che il vescovo sia irreprensibile. Signore, aiutami, abbi pietà di me. Sia irreprensibile come amministratore di Dio, non arrogante, non... Alzate la voce, cosa è scritto? Non... E poi non... Iracondo. Sapete cosa significa iracondo? Ira, che ha inclinazione naturale ad adirarsi, a infiammarsi d'ira. Isacco non si infiamma d'ira. Isacco: mi hanno otturato i pozzi, 1, 2, 3, hanno scavato, hanno lavorato, hanno fatto. Cambiamo, andiamo un'altra parte, andiamo un'altra parte. Però Dio non si basta di questo, non gli basta questo, perché anch'io tante volte ho detto: Signore, per favore toglimi questo, non lo voglio vedere. Cioè, no, ma io, come dire, non lo odio, però tienimelo lontano. Ti è mai successo di dire questo? Tienimelo lontano, per favore, Signore. Addirittura una volta gli ho detto: Signore, quando vado in cielo non mettemelo vicino. Fammi la cortesia. Pensate, io dico al Signore, no? Sarò scemo? Dai, ditele, sì, è vero, non vi preoccupate, non è che... No, non si accontenta di questo. Loro realizzano che Isacco, sulla sua vita c'è la benedizione di Dio. Tutti quelli che lavorano con te, che lavorano in fianco a te, tutti i tuoi vicini, tutte le persone, i tuoi familiari, i tuoi parenti, tutti devono vedere che tu non sei un cristiano evangelico. Non ho niente, perché sono evangelico. No. Ma quello che devono vedere è che tu sei un figlio di Dio. E che Dio è con te. Io ricordo da ragazzo che nella strada dove io abitavo tutti sapevano che papà era protestante. Sto parlando di 60 anni fa. E chi era protestante era come se aveva la lebbra. A me non mi accettavano né nella squadra di calcio, perché ero figlio di protestante. Quando entrava il professore in classe mi metteva sotto le ginocchia il grano, le pannocchie, no? Come si chiama? Il mais duro. E io avevo i pantaloncini e quindi dovevo stare dietro alla lavagna con il grano e diceva agli altri: lui è un animale, dovete dire, perché lui non è battezzato, è un animale. Quindi mi dicevano: tu sei un animale, lui è un animale. E io andavo a casa e dicevo: papà, mi dicono che io sono un animale. E lui diceva: e tu digli, ho la coda io. Gli animali hanno la coda, io non ho la coda. Questa era la mia risposta. Io non ho la coda,
Fino alla quinta elementare, dalla prima alla quinta elementare, io l'ora di religione me la sono passata dietro alla lavagna con il grano sotto la... E tutti sapevano nel vicolo dove noi abitavamo che papà era protestante, era evangelico. C'era una signora che vendevano, perché da noi c'era quella che vendeva, per riscaldarti, vendeva il carbone. E noi avevamo il bracciere che andava a comprare il carbone e lo metteva lì. Allora lei ogni volta, tuo padre è più nero di me, perché i peccati, lui è un protestante. E io ogni volta prendevo sto coso, papà, e portavo, non gli dicevo niente. Però questa cosa mi ha fatto tanto male, io ho vissuto, che addirittura avevo detto, Signore, ma perché mi hai fatto nascere in una famiglia così? Un giorno questa signora, suo marito, fa un incidente mortale, in coma. Io vado a comprare, puoi dire a tuo papà se può venire qui? Io ho detto, papà, salgo su, papà. La signora, ma tu l'hai pagata? Sì. Gli hai dato i soldi? Sì. Va bene, vado. Io dicevo, papà, non andarci, chissà cosa ti dirà. Quando è andato lì, questa signora gli ha detto, senta, signor Peppino, io so che lei è un uomo di Dio. So che Dio è con lei. Lei farebbe una preghiera per mio marito? Quella signora si è convertita. Io so, noi sappiamo e abbiamo visto che Dio è con te. Quando noi andremo a cantare, quando noi andremo a lodare il Signore, il sabato saremo al teatro a Bassano, no? Tutti quelli che sono lì dovranno dire qualcosa c'è in loro, Dio è con loro. Non è come una corale normale che canta il gospel, ce ne sono tanti, anche più bravi di noi, siete d'accordo oppure no? Ma Dio è con loro. Quello che ci hanno detto, Dio è con loro. Sapete, io mi sono alzato, l'ho detto anche ieri nella predicazione, chiamiamo predicazione, il messaggio che ha dato a ieri. Ho detto, io qui ho una lettera per voi, che il Signore mi ha svegliato alle 3 del mattino per scrivervi questa lettera. Che poi, fra l'altro, non sapevo nemmeno che non l'avrei potuto, cioè prima l'avrei dovuto magari sottoporla, per leggerla, la direzione. Detto. Fra l'altro l'ho stampato su un cartoncino che non si poteva perché i cartoncini sono... Però quello lì era leggero, non era una cosa... Comunque, non importa. Perché ho visto il dottor responsabile che si è alzato e è andato a prendere la lettera. Io l'ho visto che si è preso la lettera quando io l'ho detto, perché quello che era in prima fila me l'ha presa dalle mani quando io ho detto c'è una lettera per voi che la leggete per la salvezza. E lui me l'ha presa e anche nuovo, o tutti e due si è preso. E quindi se l'era già preso. Allora questo responsabile si alza con la direttrice, va lì, prende la lettera e vedono cosa c'era scritto. E c'è scritto questo. Signore, vengo a te e ti chiedo di perdonare i miei peccati. Ti chiedo perdono per tutti quelli a cui ho fatto del male. Io non voglio più peccare. Non voglio perdere la mia anima. Ti prego, guarda il mio cuore. Io voglio credere che tu sarai capace di capire le mie lacrime, la mia rabbia e il dolore che è dentro di me. Signore, ti prego, guarisci il mio cuore. Mi pento di tutto ciò che ho fatto. Tu sei l'unico filo di speranza vero. Io credo nel sacrificio di Gesù, il tuo unigenito figlio, e che è morto per salvare me, e il suo prezioso sangue è potente da lavarmi da tutti i miei peccati. Desidero diventare un tuo figliuolo e fare la tua volontà. Desidero camminare nelle tue vie. Fai di me ciò che vuoi. Salvami, ti prego. Dammi la gioia della salvezza. Metti dentro di me il tuo Spirito Santo. Oggi, Signore, oggi scrivimi nel libro della vita. Alle 3 il Signore mi ha fatto... Non sarei stato capace di scrivere. Il Signore me l'ha dato e l'ha messo lì. E qualcuno mi ha detto alla fine... che non immaginavo. Questa lettera era per me. Se noi andiamo lì e riconosciamo che sulla nostra vita c'è il Signore,
Quante volte cantiamo, se Dio è con me, chi sarà contro di me? Ma quanti lo credono veramente? Quanti prima di affrontare una situazione, una cosa, riconoscono che Dio è con noi? Davide ha affrontato Golia nel nome di chi? Nel nome dell'Eterno degli eserciti. Tu vieni contro di me con la lancia, il giavellotto, la tua forza, sei 3,5 metri alto, io sono 1,70 m, 1,80 m, 2 metri. Ma tu sei quasi il doppio di me, ma io vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti e ti taglierò la testa. E questa è la realtà. La realtà è questa. Gesù ha detto, e con questo concludo, Gesù ha detto, beati coloro che si adoperano per la pace. Perché? Perché? Perché saranno chiamati figli di Dio. E allora cosa vedranno in noi che ci adoperiamo per la pace? Vedranno Dio. Non possono vedere Dio in noi se non ci adoperiamo per la pace. A volte la benedizione di Dio sulla nostra vita può portare a qualcuno disagio. Al posto di gioire, dire il Signore sta benedicendo quella chiesa, il Signore li sta benedicendo, il Signore sta facendo veramente, ma sai, lì, ma... Un po' i pozzi, no? Inimicizia, contese. Questa mattina voglio dirvi, quanti di voi vogliono essere come Isacco? Signore, grazie per questi esempi che tu ci hai dato. Io voglio essere come Isacco. Forse il Signore ti porterà il nemico a casa tua. Forse te lo porterà lì. C'era una collega di mia moglie, una cinese, che gli ha dato filo da torcere non poco. Era la sua capa ufficio. E aveva la cultura cinese. Lei lavorava. E anche da Lisa. E io ricordo che Lisa veniva a casa a volte piangendo. Lisa, resisti. Non ti preoccupare. Ma sai, una volta gli ha cambiato anche il posto di lavoro, la scrivania, perché la guerra non era contro di lei. Questa ragazza, quanti anni aveva Lisa? 38 anni. Un giorno si fa un esame, perché aveva dei bozzoli qua sopra qui, si fa degli esami, ha un tumore terminale. Non c'è stato niente da fare. Ma io e mia moglie siamo andati a comprare un cesto così di frutta e siamo andati a cena a casa sua e gliel'abbiamo portato. Da quel giorno Lisa è diventata la sua migliore amica. E sua mamma, che era lì presente, che era cinese, che neanche conosceva l'italiano, l'ha vista e ha detto questa donna qui ha qualcosa di straordinario. Gli ha detto sua mamma. Mi state seguendo? A chi sto predicando questa mattina? Non lo so. Ma devono dire ad ognuno di noi, il Signore è sulla sua vita. Il Signore è sulla chiesa di Marostica. Si sente la sua presenza. Dovunque vanno sono benedetti. Sai perché? Perché il Signore non è la bravura di Marco che ci ha fatto entrare, non è la bravura del pastore che ha predicato una bella predica, non è la bravura della corale che sono bravi, non è l'impegno che abbiamo preso. È Dio in mezzo a noi. È Dio nel nostro mezzo. È Lui che guarisce, è Lui che sana, è Lui che salva, è Lui che battezza nello Spirito Santo. È Lui. E allora non dire più, ma come faremo? Ma come facciamo? Ma ci manca questo. Se avessimo questa saremmo stati, allora avremmo fatto così, allora avremmo fatto... Assicurati e assicuriamoci che Dio è sempre in mezzo a noi.
Questo è importante. Non ha importanza il numero della chiesa, non ha importanza la bellezza del locale di culto. Molti spendono tanti soldi per abbellire i locali. Adesso c'è un pastore che ha tolto tutte le sedie e ha messo poltrone. Quindi uno sta là. Dice, vado in chiesa, mi alzo dal letto e metto la poltrona. No, la chiesa ha una visione. La chiesa ha una visione, quella che abbiamo visto qui. Noi dobbiamo appoggiare le missioni. Se non possiamo mandare i missionari, appoggiamo le missioni. La chiesa deve benedire, perché noi benediciamo per essere benedetti da Dio. Dio benedice, quello che l'uomo avrà seminato, quello raccoglierà. Attenzione però alla prosperità. Noi non crediamo nella prosperità. Non viene predicata qui la prosperità. Io do perché il Signore mi dà. Io do 10, il Signore mi dà 100. No. Non è così. Dio ci benedice e noi siamo in dovere di benedire l'opera delle sue mani. Amen? Io ho finito, fratelli. Spero che tu possa tornare a casa con questo messaggio. Forse il Signore ha voluto dirti di benedire il tuo nemico. Forse il Signore ha voluto dirti questa mattina di portare pazienza. Ti hanno otturato qualcosa, ti hanno tolto qualcosa, non ti preoccupare. Il Signore subito dopo appare a Isacco e gli dice: io sarò con te, non ti preoccupare. Io sarò con te, ti benedirò, non ti preoccupare. Così è successo. Isacco ha fatto l'esperienza. Isacco all'inizio aveva presentato sua moglie come una sua sorella. Vi ricordate? Lo stesso peccato che aveva fatto suo padre. Diranno: che bella donna, e come ha fatto questo brutto come a prendersi sta donna? E Dio vuole insegnare qualcosa ad Isacco. Ricordatevi che quando ci succede qualcosa a noi, Dio vuole sempre insegnarci qualcosa. Amen? Vero Lidia? Ieri ho scritto: ricordati che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano il Signore. Pastore, sono bloccata, vorrei venire a cantare, lodare. Tutte le cose cooperano per il bene per coloro che amano il Signore. Cosa? Tutte. C'è qualcosa di più di tutte? Quindi quello che mi accade è sotto la volontà di Dio. Dio mi ha voluto fermare, mi fermo. Amen? Perché la nostra vita è nelle sue mani. Alziamoci in piedi. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia, gloria a Gesù. Signore, questo messaggio che questa mattina hai messo nel mio cuore, non possiamo fare altro che dirti grazie. Grazie perché tu questa mattina ancora una volta hai voluto ricordare ad ognuno di noi che se tu sei con noi, chi sarà contro di noi? E che se tu sei con noi, noi vedremo cose che non abbiamo mai viste. Abbiamo visto ieri, Signore. Siamo andati lì quasi senza forze, ma abbiamo riconosciuto, come dice l'Apostolo Paolo, quando siamo deboli, allora siamo forti. Perché non siamo andati là con le nostre forze, con le nostre capacità. No, Signore, ci siamo affidati a Te. Ci siamo sottomessi alla Tua volontà. Magari chi aveva mal di testa, chi stava male, è venuto lo stesso perché ha voluto onorarti, Signore, con la Sua presenza. Perché in qualche modo ce la faceva ed era lì. E Tu, Signore, ci hai onorati, perché Tu onori coloro che Ti onorano. Signore, ci aspettiamo sabato un'affluenza. Manda chi, Signore, sulla via della salvezza e guida ogni cosa. Signore, fa che possiamo ancora una volta avere la guida del Tuo Santo Spirito, perché non vogliamo fare nulla per noi stessi, noi vogliamo fare tutto per Te. Benedici ancora questa comunità, Signore, fa che realmente possa abbondare in ogni cosa e noi Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Buona domenica a tutti quanti voi.